Per generazioni ci è stato insegnato che dovevamo credere alla storia dell'Esodo solo per fede. Ci è stato detto che il monte Sinai, dove Mosè ricevette i 10 comandamenti, si trovava in Egitto, ma non ci sono prove reali che lo confermano. Nessuna immagine di manufatti ritrovati, praticamente niente che convalidi una delle storie più importanti della Bibbia. La Bibbia dice più di 70 volte che gli israeliti fuggirono dall'Egitto verso Madian, che corrisponderebbe in gran parte all'attuale Arabia Saudita. È vero che abbiamo pochissime prove che l'esodo sia realmente avvenuto? O abbiamo solo cercato nel posto sbagliato? La teoria che Mosè e gli israeliti fossero in Arabia Saudita è relativamente nuova per noi nel resto del mondo, ma non è nuova per la gente del posto. Siamo stati spesso avvicinati da sauditi desiderosi di parlare per la prima volta di persona con degli americani. E una delle prime cose che ci dicevano con entusiasmo era: sapete che Mosè è stato qui? Vi mostriamo dove vivevano lui e il suo popolo. La tradizione che colloca il monte Sinai nella penisola egiziana del Sinai risale solo al IV secolo d.C. Nuove ricerche basate su fonti ebraiche, cristiane e islamiche indicano che esiste una tradizione più antica di 600 anni. Secondo quella tradizione, il monte Sinai si trova nel nord-ovest dell'Arabia Saudita. Quest'altra tradizione indica Jabal Makla, una vetta sulla catena montuosa nota come Jabal al-Labs, come la vera montagna di Mosè. Diverse fonti storiche, tra cui Giuseppe Flavio, hanno documentato che il monte Sinai è la montagna più alta vicino a una città che oggi è chiamata Al-Bad. La gente del posto si riferisce a Jabal Makla come Jabal Musa, la montagna di Mosè. Una delle caratteristiche distintive di questa montagna è la cima annerita, che potete vedere proprio dietro di me. La Bibbia dice che Dio discese sul monte Sinai come un fuoco. Le cime annerite si distinguono dalle aree circostanti e le rocce sono nere solo esternamente. I ricercatori divergono sul fatto che le rocce annerite siano la prova della discesa di Dio come un fuoco, come dice la Bibbia, o che si tratti di roccia vulcanica naturale. Un piccolo gruppo di americani cercò di intrufolarsi in quest'area tra la fine degli anni 70 e gli anni 80. Vennero arrestati e le loro foto e i loro video furono confiscati dalla polizia saudita. Le loro prove andarono perse. Ma lentamente nel resto del mondo immagini e video hanno iniziato a circolare. Secondo coloro che si intrufolarono e poi arrestati, questi luoghi erano tenuti segreti dal regime saudita, una teocrazia che li nascondeva al mondo, usando recinzioni, polizia e la minaccia della forza. Volevo capire perché i sauditi nascondessero questo importante sito e ho iniziato a contattare fonti del mondo islamico. Per 15 anni ho lavorato nel campo dello spionaggio, dell'antiterrorismo e delle relazioni internazionali. E uno dei miei migliori contatti aveva una storia da raccontare. Apparteneva ad un gruppo jihadista e aveva relazioni con i servizi segreti pakistani e stretti collaboratori di Osama Bin Laden. E ora parlava per la prima volta. Quando ero nel mondo della jihad, sapevamo tutti che il monte Sinai era in Arabia Saudita. Il resto del mondo, anche la maggior parte dei musulmani, non aveva idea che fosse lì, perché noi combattenti non volevamo che nessuno lo sapesse. Sapevamo tutti che il governo saudita lo nascondeva e lo proteggeva con misure di sicurezza, ed eravamo tutti d'accordo. Crediamo che se un luogo, anche un luogo sacro, venisse visitato e utilizzato per l'idolatria, dovrebbe essere distrutto. Ma averlo nascosto secondo la legge islamica lo ha salvato, così che oggi possa essere visto ed apprezzato.
Mosè fuggì dall'Egitto dopo aver ucciso un egiziano che aveva visto maltrattare uno degli schiavi ebrei. Fuggì a Madian e lì si sedette vicino ad un pozzo dove incontrò le figlie di Jetro che prendevano l'acqua per il gregge. Mosè sposò una di loro. In questo momento siamo nell'antica terra di Madian, nelle vicinanze della città che i locali descrivono come l'originale terra di Jetro. Quando abbiamo visitato questa zona, molti sauditi ci hanno riferito che qui risiedevano Jetro e Mosè. Entusiasti ci hanno indicato un pozzo antico che è recintato e contrassegnato come sito archeologico. I sauditi credono da tempo che questo sia il pozzo dove Mosè incontrò le figlie di Jetro e musulmani da ogni parte del mondo vengono a vederlo. Il libro dell'Esodo dice che la traversata del Mar Rosso è venuta in un punto chiamato Yam Suf, ma dove si collochi è da tempo dibattuto. Vi sono due possibili siti di attraversamento del Mar Rosso dall'Egitto all'Arabia Saudita. Il primo candidato è nello stretto di Tiran, nella parte inferiore della penisola del Sinai in Egitto. Il secondo candidato è la spiaggia di Nuweiba in Egitto. Il dottor Glenn Fritz, che ha un dottorato di ricerca in geografia ambientale, ha svolto uno studio approfondito del territorio e dei riferimenti storici su dove si è avvenuta la traversata. Ha trovato una sola corrispondenza esatta, la spiaggia di Nuweiba in Egitto. La spiaggia di Nuweiba è lunga più di 8 km ed è larga quasi 5, sufficiente a contenere la popolazione israelita. Qui gli israeliti sarebbero rimasti intrappolati con le montagne su entrambi i fianchi, il Mar Rosso di fronte a loro e l'esercito del faraone dietro di loro. Incredibilmente, proprio in quella zona c'è un percorso sottomarino non tanto profondo dall'Egitto all'Arabia Saudita. Gli israeliti avrebbero potuto attraversarlo facilmente se le acque fossero state separate. Le ricerche subacquee del dottor Reinhard Moller hanno rinvenuto strane forme nei coralli, portando alcuni a credere che i resti dell'esercito del faraone siano lì. Secondo questa teoria, il corallo incorporò i resti dell'esercito del faraone conservandone la forma anche dopo che si dissolsero. Le letture di un metal detector sulle anomalie dei coralli risultano coerenti con elementi circolari di metallo simili alle parti di carico. Avevamo intenzione di immergerci il più vicino possibile al punto di attraversamento del Mar Rosso perché si tratta di un sito di immersione pubblico con negozi di noleggio di attrezzatura subacquea, ma non ci è stato permesso. È arrivata la polizia saudita ed è rimasta lì finché non siamo andati via. Dopo la traversata del Mar Rosso, Mosè e gli israeliti si fermarono vicino al monte Sinai, in un luogo chiamato Elim. Assetati trovarono un unico luogo con 12 pozzi e 70 palme. Lungo il percorso verso l'ipotetico autentico monte Sinai c'è un luogo che sembra corrispondere ad Elim, con molte palme e, ancora oggi, 12 pozzi. I sauditi del posto ci hanno indicato questo luogo, chiamandolo espressamente Elim. And specifically referred to it as Elim. Un altro importante evento ha avuto luogo nei pressi del monte Sinai è l'episodio del vitello d'oro. Mentre Mosè è sul monte Sinai, alcuni tra quelli che lo seguivano iniziano ad adorare un vitello d'oro. Lo pongono su un piedistallo e si dispongono intorno ad esso per adorarlo. E davanti erigono un altare. Quando Mosè scende dal monte Sinai, distrugge il vitello d'oro e sparge i suoi resti nel fiume che viene giù dalla montagna. Qui, di fronte alla montagna, vi sono i resti
resti di ciò che potrebbe essere stato il luogo di culto del vitello d'oro. Alle mie spalle, in questo sito archeologico recintato, protetto dai sauditi, vedete il piedistallo, con incisioni rupestri di mucche e persone che le adorano. È una struttura leggermente rialzata, che potrebbe essere l'altare posto di fronte al vitello d'oro. Questo cartello in arabo e in inglese vieta l'ingresso nell'area. La tradizione locale, secondo cui questo è il luogo del vitello d'oro, è così forte che chi si avvicina è sospettato di cercare oro. Secondo la Bibbia, gli adoratori del vitello d'oro dicono: «O Israele, questi sono i tuoi dei». Questo verso indica che ci sono più raffigurazioni di tori, mentre gli israeliti adorano il vitello d'oro. In cima al supporto su cui sarebbe stato collocato il vitello d'oro c'è uno scavo circolare nella roccia. Si ipotizza che sia quello il luogo in cui Mosè ridusse in polvere il vitello d'oro. Dopo che Mosè distrusse il vitello d'oro, vennero uccisi 3.000 suoi adoratori. Deve esserci quindi un luogo in cui migliaia di persone furono sepolte. A circa 6 chilometri da questo sito vi è un enorme antico cimitero. Sembra essere un luogo di sepoltura di massa, dove le tombe furono scavate tutte in una volta. Si trova appena fuori dalla pianura dove si sarebbero accampati gli israeliti. Quindi si trova esattamente dove dovrebbe essere se la storia si fosse svolta qui. Anche qui i sauditi hanno messo un cartello che identifica questo luogo come sito archeologico ed è pattugliato dalla polizia. Il libro dell'Esodo dice che Mosè costruì un altare di pietre grezze ai piedi del monte Sinai ed eresse anche 12 pilastri per simboleggiare le 12 tribù di Israele. Proprio qui, ai piedi della montagna, possiamo vedere questa struttura che somiglia ad un antico altare. E quelli in cui ci troviamo ora erano probabilmente i percorsi recintati degli animali per condurli al sacrificio ai piedi della montagna. I percorsi degli animali portano a questa area della struttura, che potrebbe essere stata la piattaforma di macellazione degli animali da sacrificare. Ovviamente, i sauditi dicono che questo non ha nulla a che fare con Mosè, ma ammettono di aver trovato resti e ossa di animali sotto quest'area quando hanno scavato. Persone che sono state in questo sito decine di anni fa dicono che un tempo era molto più pulito e che si potevano vedere più chiaramente i resti di circa 12 pilastri, così come le piattaforme di pietra su cui poggiavano. Nelle vicinanze dell'altare dei 12 pilastri, Mosè lesse agli israeliti il libro dell'alleanza. Ciò significa che probabilmente c'era un posto sopra l'altare che servì a Mosè da palco dal quale rivolgersi al popolo. Proprio sopra l'altare e i pilastri c'è un'area che avrebbe potuto essere un punto perfetto per far vedere ed ascoltare Mosè quando viene stretta l'alleanza. Un saudita del luogo ha indicato questa parte della montagna e ci ha mostrato come la voce di Mosè avrebbe echeggiato come se stesse parlando in un anfiteatro naturale. La Bibbia dice che un ruscello scorreva dal monte Sinai fornendo acqua agli israeliti. Il ruscello doveva scorrere vicino all'altare ai piedi della montagna per realizzare i sacrifici e doveva scorrere vicino al vitello d'oro, perché Mosè gettò i suoi resti in un fiume. Si vede molto chiaramente dove un tempo il ruscello scendeva dalla montagna. Lì ci sono prove di sacrifici bruciati. Nei pressi dell'ipotetico sito di culto del vitello d'oro vi sono anche tracce di pozzi intorno all'area in cui si sarebbe formata una pozza d'acqua, dimostrando che un tempo viveva lì una grande popolazione. Secondo la Bibbia, il profeta Elia si reca sul monte Sinai e una volta lì entra in una grotta e parla con Dio. Il vero monte Sinai deve quindi avere una grotta accessibile, sicura e adatta per dormire. Questa grotta sopra l'altare è alta quasi 5 metri, lunga 6 metri e profonda 6 metri. Se questo è il vero monte Sinai, allora questa è quasi certamente la grotta di Elia.
Sulla strada per il monte Sinai, nel campo degli Israeliti, non c'è acqua. Mosè sale su una roccia e la colpisce con il suo bastone e miracolosamente l'acqua sgorga per coloro che lo seguivano. Lo storico Giuseppe Flavio disse che la roccia spaccata si poteva ancora vedere ai suoi tempi ed era così grande che non poteva essere spostata. È possibile che questa roccia spaccata esista ancora oggi a testimonianza dell'esattezza di questa storia? La risposta è sì, ed è sorprendente. Questa roccia spaccata fu scoperta da Jim e Penny Caldwell, una coppia americana che lavorava in Arabia Saudita nei primi anni 90. I beduini locali danno da tempo due nomi a quest'area: l'acqua di Mosè e la roccia spaccata di Mosè. Questa roccia spaccata si trova in cima ad un pendio di 30 metri ed è alta tra i 12 e i 18 metri. E ciò che è davvero sorprendente di questo luogo, nella valle lungo la possibile rotta per il monte Sinai è che le pietre sotto la roccia spaccata sono lisce, come se fossero sgorgate tonnellate di acqua, formando sul fondo un piccolo lago da cui gli israeliti potessero bere. Se chiedete ai locali, vi diranno che questa zona è legata a Mosè, ma i beduini che vivono qui cercheranno di tenervi alla larga. Lo abbiamo visto in prima persona quando ci hanno cacciati dall'area. Okay, so we are flooring it. We're gonna see if this guy follows us. We heard 2 gunshots. This guy's like, doesn't really want to party. La Bibbia dice che l'area vicino alla roccia spaccata, dove gli israeliti combatterono contro gli Amalechiti, si chiama Refidim, che significa luogo di riposo. Le iscrizioni ebraiche che abbiamo trovato lì, secondo le interpretazioni, dicono luogo di riposo, la definizione di Refidim. Più vicino alla montagna sono state trovate iscrizioni che il dottor Miles Jones, uno studioso dell'ebraico antico, crede parlino della battaglia con le Amalechiti. Amalechita morto. Dice che una delle iscrizioni si riferiscono alla morte di un Amalechita. Vicino ci sono altre 2 iscrizioni che secondo il dottor Jones indicano dove sono morti una madre ed una figlia ebrei. La Bibbia dice che Dio disse agli israeliti che avrebbero posseduto qualsiasi terra sulla quale avessero posato la pianta del piede. Vicino alla roccia spaccata e vicino alla montagna ci sono molte iscrizioni con immagini di un piede e un sandalo. Accanto all'immagine c'è una scritta proto-ebraica che significa la pianta del piede. Abbiamo anche trovato iscrizioni che si ritiene si riferiscono a Yahweh, il nome ebraico di Dio. C'è un'altra zona vicino alla montagna chiamata Wadi Musa o Valle di Mosè. Qui è stata trovata una rappresentazione di una menorah, forse la più antica rappresentazione di una menorah conosciuta oggi. Ora, un nuovo testimone oculare ha rivelato che i sauditi hanno nascosto le prove dell'esodo, almeno dalla Seconda Guerra Mondiale. Quest'uomo era un pilota americano che incontrò il re dell'Arabia Saudita. Bob Cornu è stato uno dei primi a raggiungere Jabal Maqla negli anni '80 e di recente ha intervistato quel pilota ed ha reso disponibile il filmato per questo video. It's an honor to meet you. Well, thank you. Our lives have intersected possibly in something very historic, and we're talking about where the real Mount Sinai yes. is located. And I had no idea that someone as far back as World War II would have seen the mountain and had been told that the mountain was the holy mountain of Moses. Did any of the Muslims tell you that that was a holy mountain? Oh yes. I guess everybody in the military knew it was holy. Yeah. Well, they forbidden me to fly around it, and it was off limits that I'd be killed either by God or by maybe some of them, I don't know. And when I took off, I was half scared to death. You bet I flew around it.
But it was different than the rest of the mountains because it was black on top? Oh, it was a blackish green. It was dark enough to be somewhat frightening. You don't know what I really believe. I think it's Mount Sinai. I think God let me fly around it. That's what I think. I think He let you and me both live. Perché non si è sentito parlare di questo candidato per il Monte Sinai? Perché quasi tutta l'attenzione si è concentrata sul sito tradizionale nonostante la mancanza di prove convincenti? Pensate a quante cose si allineano con la storia biblica proprio qui, su questa montagna. Ci sono una spiaggia e un passaggio corrispondenti al racconto biblico della traversata del Mar Rosso. Si vede come gli israeliti avrebbero potuto accamparsi vicino a Elim con i suoi 12 pozzi e le sue 70 palme. Lungo la strada per Jabal Machla c'è una roccia spaccata e un'area adatta per accamparsi. C'è una montagna chiamata Montagna di Mosè con una grande pianura di fronte dove milioni di israeliti avrebbero potuto accamparsi. Si vede un altare di pietra grezza ai piedi di una montagna. Ci sono tracce di sacrifici bruciati proprio dove dovrebbero essere. Ci sono tracce del culto del toro e si vede esattamente come Mosè avrebbe visto l'adorazione del vitello d'oro scendendo dalla montagna. C'è un ruscello che scende dalla montagna proprio come dice la storia dell'Esodo. Si vede quella che potrebbe essere stata la grotta di Elia. Tutti questi piccoli dettagli devono corrispondere e corrispondono. Dopo il mio ritorno mi hanno chiesto come mi sentivo a stare in quel luogo visitato da pochi. È facile intuire quali fossero le mie sensazioni: adrenalina, meraviglia, stupore, ma c'era un'emozione più difficile da descrivere. Non meritavo di essere lì. Non ho donato la mia ricchezza ai poveri, non sono uno scienziato o un pastore e ci sono ancora momenti in cui sento di non avere fede. Ma mentre guardavo le montagne mi sono ricordato di una cosa. Nella Bibbia c'è uno schema chiaro. Dio non usa il migliore o il più prevedibile. Persino Mosè era così insicuro da non volere l'incarico. Invece di usare il più qualificato, Dio usa sempre l'inaspettato, l'insicuro, l'imperfetto, lo scoraggiato, lo scettico, il perdente. Ogni singola persona può fare la differenza, specialmente quelle che pensano di non poterlo fare. Mentre guardate questo video, i sauditi stanno costruendo una mega città che sarà 33 volte più grande di New York. Dovremmo agire tutti noi, perché la costruzione saudita dell'area potrebbe distruggere le prove chiavi ed impedire gli scavi nel prossimo futuro. Per impedire che questi siti vengano messi a rischio, abbiamo creato un sito web e un'organizzazione senza scopo di lucro per supportare ulteriori ricerche e convincere i sauditi a preservare i siti, in modo che possano essere salvati e studiati. Stiamo entrando in un momento storico unico. Questo filmato ed altre prove dell'Esodo e della Bibbia in generale sono a portata di click per chiunque al mondo con una connessione internet. E quando questi siti verranno rivelati, cambierà per sempre il Medio Oriente e avrà un impatto su miliardi di persone che professano l'ebraismo, il cristianesimo, l'Islam e coloro che non hanno alcuna fede. Il mondo sta per cambiare.